Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, martedì 26 luglio. Allora, Presidente Ivano, oggi malgrado il caldo la squadra è stata convocata, vediamo qua il Ballarin, tutti i ragazzi pronti ai punti di partenza. Primo giorno di raduno oggi per la squadra, hanno cominciato già a lavorare dopo le visite di rito. Ho fatto 2 parole alla squadra, gli ho detto di quali che sono i nostri obiettivi, dimenticando quello che avevamo fatto l'anno scorso, non vivere sugli allori, ripartire da zero, partita per partita, allenamento per allenamento, umilmente fare tutto quello che serve, sacrificio, umiltà, rispetto sono le basi per poter fare bene. Mi sembra che questi anni sia stata l'ossatura principale dell'Unione Polidense. Sì, sono rimasti 11 giocatori, quindi noi partiamo con le basi dell'anno scorso, iniziamo e andiamo a giocarsi questo campionato. A maggio speriamo di essere su in vetta. Per quanto riguarda il campo sportivo, ci sono qualche novità? Hanno fatto qualche cosa? Sì, stanno, come vedi di là, stanno mettendo a posto la curva. La famosa curva. L'amministrazione ha dato il via ai lavori della curva, che speriamo finisca entro la prima giornata di campionato il 4 settembre. E basta. Si riparte pronti per il prossimo campionato. Abbiamo già una data di calendario o deve essere ancora fissata? La prima partita è il 4 settembre. Cosa stiamo? Quindi tra un mese e 10 giorni circa. Bene, allora siamo ansiosi di vedere questa prima partita e cercheremo di seguire al meglio questa nuova stagione 2022-2023. Noi siamo pronti. Anche noi. Dai. Grazie. Grazie, ciao. Questa mattina la consigliera regionale Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, ha presentato una proposta di legge regionale in cui si prospetti un registro telematico per gli operatori sociosanitari e un osservatorio che monitori il loro ruolo nel territorio. Questo a causa della necessità di queste figure professionali che trovano occupazione nelle ASL, nelle RSA, nell'assistenza domiciliare e nelle strutture private. Il registro telematico aiuterebbe le famiglie a individuare figure professionali di riferimento per le proprie necessità di assistenza domiciliare. Su questo registro si iscriverebbero gli operatori sociosanitari su base volontaria. L'osservatorio, composto da membri scelti dalla Giunta regionale, coprirebbe azioni che vanno dalla raccolta di informazioni alla segnalazione di problemi, alla formulazione di soluzioni e annualmente dovrà redigere una relazione alla 5ª commissione consiliare. Secondo la consigliera, la categoria necessita di attenzione e di tutela. La proposta di legge è appoggiata anche dalla senatrice Guidolin, che ha affermato che nel tempo il ruolo dell'operatore sociosanitario si è arricchito di altre mansioni, restando però immobile contrattualmente. La stessa Guidolin ha fatto un disegno di legge perché il lavoro di infermiere e di OSS sia considerato un lavoro usurante. Nel privato i tipi di contratto proposti agli operatori sociosanitari possono essere di ben 42 tipologie differenti e la Guidolin giudica importantissima la proposta della Baldin in quanto consente innanzitutto di ottenere dati certi per far incontrare la domanda e l'offerta.
Ieri abbiamo riportato dell'incidente avvenuto il giorno 24 luglio scorso in via San Marco tra una bicicletta e uno scooter, un incidente il cui il conducente della bicicletta ha avuto la peggio, necessitando del ricovero d'urgenza in ospedale con una prognosi riservata. Il figlio del conducente della bici sta cercando testimoni dell'incidente, avvenuto tra le ore 13 e le ore 14, e chiede che questi si mettano in contatto con lo studio legale che è stato incaricato per ricostruire l'esatta dinamica. Pertanto, chi avesse notizie e chi ha assistito alla scena chiami l'avvocato Merlin Angelo telefonando allo 041 8222 795 o scrivendo una mail a merlinangelo@gmail.com. Lo studio legale si trova in Fondamenta Canal Lombardo al 989. Emiliano Boscolo Bacchetto, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia, è stato nominato componente supplente della Salvaguardia. Lo abbiamo sentito al telefono. Si tratta della sua seconda esperienza fatta presso lo stesso ente. La precedente si è svolta dal 2010 al 2016 ed è stata un'esperienza bellissima che ha arricchito il proprio patrimonio personale, dando a Boscolo il modo di vedere il lavoro dell'architetto anche da un punto di vista diverso, il punto di vista di chi il lavoro lo deve valutare. Questa sarà un'esperienza indubbiamente diversa, ci dice, in quanto è la stessa istituzione della salvaguardia ad essere cambiata, cambiando in primo luogo gli ambiti di interesse. Ora si limita ad analizzare i grandi progetti che interessano tutta la gronda lagunare, dalla parte nord della laguna, Jesolo e località limitrofe, alla laguna sud e quindi Chioggia. Durante l'esperienza precedente, racconta Boscolo, venivano valutati tutti i progetti che interessavano sia il centro urbano di Venezia che quello di Chioggia. Ora, con l'approvazione del piano particolareggiato del centro storico, vengono valutati solo alcuni progetti di grande spessore. Nell'ultimo ordine del giorno sono stati discussi progetti che riguardano le bocche di porto nell'ambito dei lavori del Mose. Si tratta di un organo collegiale il cui compito è fare l'interesse della laguna, in cui convergono molte esperienze e vengono messe in contatto professionalità che spaziano in vari settori. E da un punto di vista di crescita personale si tratta di un'esperienza destinata ad arricchire il proprio bagaglio. Boscolo, architetto 52enne, è molto soddisfatto per l'incarico ricevuto e si augura di poter dare con questa esperienza qualcosa al territorio di Chioggia e all'area sud della laguna veneta, ma sa che sarà questa esperienza che porterà molto a lui stesso e alla sua professionalità. A Cavarzere i lavori per lo sfalcio dell'erba sono iniziati con grave ritardo e di questo i cavarzerani si sono lamentati. Tuttora in alcune aree ci sono situazioni di criticità e di degrado che non sono state migliorate nonostante le segnalazioni. L'appalto per la manutenzione del verde era scaduto ancora lo scorso 31 ottobre, eppure, lamenta il circolo di Cavarzere Cona della sinistra italiana, l'atto di indirizzo è stato approvato solo il 1 aprile scorso, dando la colpa agli uffici tecnici del comune e ai rispettivi dirigenti.
La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica prevedendo uno scenario di forti temporali per tutti i bacini idrografici del Veneto. Avviso valido fino alla notte tra martedì e mercoledì. Si prevedono, in base alle previsioni meteo, rovesci e temporali sparsi a partire dalle montagne per poi estendersi e propagarsi su tutta la regione. Saranno possibili fenomeni localmente intensi. Dove la terra è arsa sarà più difficile che le eventuali intense piogge vengano assorbite senza provocare disagi. In contesti simili diventano pericolose le bombe d'acqua che il suolo non si aspetta. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 26 luglio, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!